Io non credo che l'arte sia come un bel tramonto consolatorio. L'arte non è un Alka-Seltzer per chi ha mal di testa. L'arte è qualcosa che deve sconvolgere e deve creare delle emozioni nelle persone che la guardano. Inventare un linguaggio nuovo, un linguaggio individuale, è veramente una grande impresa. Come un mago, come un alchimista, metto insieme arte, natura e tecnologia e cerco di far unire il cangiante tecnologico del digitale con gli elementi primari del mondo dell'arte e della cultura, come il ferro, la pietra, la paglia, il carbone, il marmo, elementi tipici del mondo dell'arte. L'acqua è talmente importante per il mio lavoro, non per l'elemento in sé, ma per la mobilità che ha in sé l'acqua. E allora il mio pensiero e anche i miei giudizi e anche la mia estetica è sempre fluttua in quest'acqua e divento meno rigido, divento meno militaresco, divento meno strutturale, perché tutto diventa fluido in funzione proprio della fluidità mentale che ho dentro. Io quando abitavo in Canal Grande e disegnavo su dei fogli di carta, la luce del riverbero dell'acqua entrava dentro a questi fogli mentre io disegnavo e quasi quasi ne modificava l'estetica. Per cui io sono diventato estremamente più tollerante, più fluido anche io stesso, proprio vivendo in una città circondata dall'acqua. Ho dei grandi problemi sul nostro tempo, perché è un tempo così molto, molto duro, molto difficile, molto competitivo. Quando però vedo delle volte che un bambino piccolino mette una barchettina di carta sul mio televisore che trasmette acqua, vuol dire che quel bambino ha capito istintivamente il mio messaggio. Ha immaginato che questo televisore, che è virtuale, che è vuoto, che non c'è dentro niente, è soltanto un'immagine che non esiste, lui la possa utilizzare per fare navigare una propria barchetta, vuol dire che questo bambino ha già capito tutto del futuro.